A proposito del coronavirus, anche i carabinieri di Agrigento eseguono il pugno duro in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Infatti a Porto Empedocle sono state denunciate 48 persone che partecipavano a piedi a un corteo funebre vietato. Quanto sopra è successo nel primo pomeriggio di ieri, allorquando ai carabinieri della locale stazione hanno segnalato che in violazione del noto decreto emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per arginare la diffusione del coronavirus, fosse in corso un vero e proprio corteo funebre, appiedato lungo le vie del paese, in direzione del cimitero. I carabinieri, prontamente accorsi, hanno verificato quanto riferito dai passanti, hanno così identificato e denunciato 48 persone per violazione degli obblighi imposti dall'autorità ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale. Adesso nei loro confronti sarà aperto un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Agrigento per un reato per il quale è previsto l'arresto fino a 3 mesi. L'intervento dei carabinieri di Porto Empedocle si inserisce in un forte giro di vite disposto dal Comando Provinciale di Agrigento, finalizzato al rispetto di tutte le prescrizioni disposte dal Governo per limitare la diffusione del virus.